In campo il fischio per il saluto. Ad arbitrare la sfida ci sarà il signor Falcone di Foggia e Micciulla di Roma 2. Deve arretrare un po' la CMB e si parte, eccoli qui, i primi 20 minuti, primo tempo. Il 3 c'è sempre il 4, veloce, Sanchez, il tiro, gol di Sanchez! Vantaggio della CMB, un tiro non certo impossibile, e l'1-0 CMB con David Sanchez. Cambia un po' le carte mister Lopez, Morillo, e c'è un rigore grandissimo come una casa che viene fischiato dall'altro arbitro e non da quello che stava guardando benissimo l'azione. Si muove Weber, danza Weber, il fischio, Amoroso, tiro, rete, pareggio di Amoroso, freddo dal dischetto, 1-1 dunque. Bastini, rischia Bastini, ha un buon controllo, palla per Amoroso, Morillo, Nicchia dar Morillo, e arriva anche il fallo cumulativo. Sanchez già in gol, palla Weber, Sanchez carica il sinistro per Tobe, ancora il pareggio. Chi se lo marca Tobe? Io non posso, sono in tribuna. Grandissimo giocatore Jonathan che ora marca Morillo va via, tiro fuori di un nulla, il fischio e via. Eccoci che si riparte altri 20 minuti. Leandrino per Vinicius, ma chi è che l'ha toccata? Vinicius, pensavo a Marcio, e Arzignano che torna avanti con un gol che ha anche del carambolesco. Verso David Sanchez che chiama in causa sulla sinistra Chris Fusari che va via, bravo Chris Fusari e bravo Bastini, palla per Leandrino, il tiro Leandrino, Weber in corsa di Jonathan, lascia il pallone a sinistro di Sanchez, terribile sinistro, pallone di Sanchez, si distende ora sulla destra con Vega, bravo Jonathan a servire il compagno, a riprendersi il pallone, si accentra Jonathan, la finta, il tiro, la risposta sul primo palo di Bastini, fantastico Jonathan. Gli azzurri del mister Musti, Vinicius fa partire Morillo, si ferma Morillo sbaglia il palo e poi di testa mette fuori. Pulvirenti, lo spazio, Restaino, Bastini. Fede bene Arzignano, ma attenzione a Sanchez, Jonathan, Zancanaro per Tobe che oggi proprio ha finito l'appetito. Sanchez in mezzo, il pallone che resta lì, viene fermato e Leandrino, il poker di Leandrino che mi fa esultare come il bambino che trova la caramella sotto il cuscino. Non certo la voce, ancora Amoroso, l'ex in mezzo, fermato da Marcio, Vinicius, 6-2 Arzignano, Vinicius in gol della sua porta, e adesso forse lo possiamo dire che la partita è quasi finita. Fantastica CMB, fantastico, ancora di più Arzignano che torna a mettere 3 punti fondamentali, può allora tornare a pensare anche alla salvezza.